trovato un sacco di turisti oggi. Con queste giornate questi posti sono visitati, fortunatamente. La nostra Liguria piace, dai. Ed eccoci, tutto sommato abbiamo anche mantenuto fede ai tempi del percorso, nonostante qualche tappa per fare le foto, per fare i video. Qui siamo arrivati praticamente dalle batterie, che è la zona più alta, dove c'erano gli appostamenti e le postazioni militari. Infatti qui sulla sinistra vediamo la sentinella che stava in quella garetta in roccia. Ora saliamo un attimo, poi andiamo a vedere. Il cane l'ho messo all'ombra. Nubi, stai fermo lì un attimo, stai seduto lì, resta. Ecco, questo è l'ingresso. Questi poveri cristi stavano qua dentro. Di qui il soldato aveva questa visuale fantastica, anche se purtroppo per lui non erano certamente giornate di ferie. Ragazzi, è bello, dai, sarò di parte, ma è bello. Ecco, qui siamo nell'interno della garetta e qui ci sono le fessure di controllo e dalle quali sparavano i soldati. E questa, signori, è storia che purtroppo ancora qualcheduno, ancora al giorno d'oggi, non vuole far terminare, perché in 1000 parti del mondo continuano a sparare. Ora noi continuiamo, perché in pratica siamo già nella zona delle batterie. Eccoci arrivati in prossimità di quella che è una delle prime postazioni militari, dove c'era, come si vede dalla parte qua sul terreno, dove c'era sistemata una mitragliatrice, un cannoncino. E qua infatti, eccola qua, piazzola contraerea, 202esima batteria Chiappa, e là si comincia a intravedere le altre piazzole. Ora andiamo a vederle, andiamo avanti. C'è un mare blu fantastico, ragazzi, fantastico. È bello girare, è bello perché trovi posti, comunque sia, oltre che avere una storia, vedi anche dei bei posti, ti levi un po' dalla città. Direte che faccio sempre gli stessi discorsi, ma è la realtà, comunque sia. E se ricordo, diciamo nel punto principale delle batterie ci dovrebbe essere anche un museo. Ecco, qua c'è questa costruzione che è chiusa, centro visite Silvio Somazzi, le batterie. Un punto da riposarsi, cosa che Nubi ha subito fatto. C'è caldo, vicino, poi l'acqua, guardate l'acqua,
comincia il tratto più impegnativo. La mia è solo una finta, vado solo a vedere qua all'inizio, perché poi io torno indietro per lo stesso sentiero, e questa sarebbe la zona comunque che porta alla Conca d'Oro e che io vorrei tanto fare, ma non ho ancora trovato il coraggio di farlo. Chissà se arriverà il giorno che sarò in compagnia, quando ci sono eventuali numeri di telefono per chi è in difficoltà. Ok, scendiamo un attimo dalla parte dove dice Punta Chiappa e Porto Pidocchio per andare a vedere le torrette . Eccola qua, qui non ci sono cartelli, dove ti sei infilato, e questo è il panorama lì c'è l'altra subito qua sotto, stupendo, cioè non la torretta perché quelle non sono cose belle. Dovrebbero esserci anche i resti delle caserme. Ora poi scendendo da questa parte, che è quella che porta a Punta Chiappa, andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Andiamo a vedere questa, lì c'è un cartello, guardiamo di cosa si tratta. Stazione protetta, direzione di tiro. Entriamo. Vieni Nubi. Questo è la classica fessura dalla quale sparavano i soldati . Uscendo da questa piattaforma, qui sulla sinistra c'è un segnale che indica, eccoli qua, i manufatti bellici